Momento importante questo da parte dell'Lions Club Agrigento Valle dei Templi, con la donazione di un canestro qui presso la chiesa Santissimi Apostoli Pietro e Paolo. In questo periodo i club di tutto il mondo sono chiamati ad esercitare grandi sfide tra queste sfide è quello di donare gentilezza. Ce lo dice il governatore, ce l'ha detto durante l'apertura del suo anno sociale, di esercitare il servizio in umiltà, in generosità e in gentilezza, e ce lo comunica in tutte i suoi incontri, ce lo comunica pure, ci invita a tutto questo il presidente internazionale Choi ad esercitare anche per un momento la gentilezza verso gli altri, perché serve a migliorare comunque la vita di ogni essere vivente. Ci ha invitato oggi Don Marco durante la messa alla quale abbiamo partecipato tutto lo staff, tutti i soci, ci ha invitato ad una grande scommessa, a quello ad amare di più, e oggi noi, in presenza di tutti i bambini che mostravano la felicità negli occhi, abbiamo voluto mostrare gentilezza, comunicare, condividere questa gentilezza con i bambini del quartiere, della chiesa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, donando un canestro. Io penso che i gesti sono sempre gesti d'amore e lo guardo come tali, no? Pensare ai poveri, e in questo caso pensare invece ai giovani, ai bambini e ai ragazzi in questo tempo di pandemia è un gesto ancora più di sensibilità. Quindi certamente, come parroco di una chiesa periferica dalla città di Favara, una chiesa bella ma allo stesso tempo difficile, sono contento che c'è stata una carezza. A me piace accogliere le carezze, e non per me, perché quelle carezze in fondo sono carezze che vengono date a questi bambini, a questi giovani che abitano questa terra, che devono stare qui perché lo devono cambiare con la loro dignità, con le regole sane e con una vita bella. Quindi certamente ringrazio tutta l'associazione per questo pensiero di una carezza d'atto d'amore. Grazie.